Buonasera, bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. È arrivato dicembre, è arrivato il freddo e insomma tante persone stanno facendo difficoltà, italiani ma non soltanto, quindi diventa sempre più importante il lavoro che fa sul territorio la Croce Rossa. Qui siamo nella sede di Pordenone in compagnia del presidente Giovanni Antonaglia. Grazie per essere con noi questa sera, presidente, e parto subito a chiederle qual è la situazione attuale sul territorio, perché naturalmente i vostri volontari sono impegnati su questo fronte molto. La situazione attuale è chiaramente a seguito della pandemia, di tutta questa crisi che ha portato il conflitto ucraino. Chiaramente le persone sono veramente in difficoltà, anche gli italiani, con il pagamento dell'energia elettrica, del gas, quindi abbiamo nuove richieste, nuove persone che si avvicinano al nostro sportello sociale chiedendo appunto un supporto. E poi c'è sempre il problema degli afflussi della rotta balcanica, chiaramente che da come stiamo vedendo anche in questi giorni è in crescita esponenziale, e ci sono circa una quindicina di persone che dormono alla ghiaccio, che vengono qui da noi a chiedere coperte, vengono a chiedere pasti caldi, e noi glieli diamo perché abbiamo lo sportello sociale attivo 2 mattine a settimana, ma non è che gli altri giorni non supportiamo queste persone. La sede è sempre aperta e abbiamo anche una unità di strada che esce la sera per individuare queste persone e magari portargli un tè caldo o un pasto caldo. Sì, citava proprio la rotta balcanica. Vi siete accorti di quello che è l'incremento anche di questi arrivi, una rotta balcanica che spesso fa anche litigare la politica tra chi vorrebbe, diciamo, bloccare questa situazione, magari aiutare le persone nei loro paesi, e chi insomma si batte per l'accoglienza. Voi naturalmente come Croce Rossa insomma cercate di aiutare tutti, ecco, c'è questo incremento. Questo incremento c'è, sì, e giustamente noi come Croce Rossa non abbiamo colore politico, non abbiamo nessun tipo, per noi una persona che è in difficoltà, che ci chiede un supporto, un aiuto, che sia di materiale per coprirsi, per ripararsi dal freddo, indumenti, che sia un pasto, che sia tutte le persone vulnerabili che sono in difficoltà. Questo è il nostro obiettivo e il nostro target, e quindi noi lo aiutiamo a prescindere. Poi le valutazioni politiche o altre non competono a noi, lo faranno chi di competenza, insomma. Ecco, a livello di nazionalità, da dove arrivano queste persone in modo principale? Sono quasi tutti del Pakistan, Afghanistan pochissimo, ma del Pakistan la maggior parte. Allora, stava ricordando insomma l'attività del vostro sportello, insomma siete aperti un paio di giorni alla settimana, ma diceva insomma se c'è bisogno siete aperti sempre, e ricordiamo insomma ci sono anche i volontari che danno una mano. Certo, certo. Lo sportello nasce, diciamo, noi siamo in rete anche con la Caritas e con altre associazioni per effettuare colloqui con persone, con famiglie che si avvicinano a noi e che chiedono il supporto alimentare. Quindi noi raccogliamo la documentazione necessaria, facciamo un colloquio e valutiamo, perché abbiamo dei parametri di valutazione simili, noi, la Caritas, la Chiesa Evangelica, che fanno parte, appunto, gestiamo all'interno dell'Emporio Solidale, e quindi se hanno diritto gli viene fornita la tessera, e quindi apriamo anche quell'accesso all'Emporio. Inoltre chiaramente nel limite del possibile li supportiamo anche noi con borse spesa che diamo mediamente ogni 15 giorni. Ecco, anche questo servizio naturalmente è aperto anche agli italiani, anche lì credo insomma la quota stia aumentando. Sì, ecco, questo è... Prima della pandemia, questo già avevo detto che erano circa 70 le famiglie che noi aiutavamo, in percentuale forse un 60% di stranieri e un 40% di italiani. Adesso siamo arrivati a circa 200 famiglie, quindi è un numero veramente importante, e sono aumentati molto gli italiani. Una metà praticamente. Anche qualcosina in più, direi. Sì. Che tipo di famiglie sono, insomma, se si può tracciare un pochino un identikit, perché magari famiglie normali, qualcuno che ha perso il lavoro forse. Voglio soltanto dire un caso che mi è capitato lo scorso pomeriggio, qualche giorno fa. Un pomeriggio ero qui in comitato, hanno suonato il campanello, era un italiano che
già precedentemente aveva chiesto il nostro supporto, poi aveva trovato un lavoro e quindi si era rimesso, diciamo, in carreggiata, poteva andare avanti in maniera autonoma. Solo che adesso è nuovamente in difficoltà e quindi è venuto a chiedere un supporto in generi alimentari. Chiaramente gli abbiamo dato quello che avevamo, gliel'abbiamo dato e gli abbiamo detto di tornare appunto o il martedì mattina o il giovedì mattina per fare un colloquio per vedere se c'era la possibilità di valutare la possibilità di portargli anche noi a domicilio questa borsa spesa, insomma, se aveva i parametri con i quali gli permettevano di rientrare ad ottenere questo supporto. Sì, occasione anche forse per lanciare un appello. Molte persone forse sono in difficoltà ma si vergognano di chiedere aiuto, eppure la Croce Rossa è qui a disposizione, quindi chi ne avesse magari l'esigenza sa che può venire a suonare il campanello, bussare alla vostra porta. Sì, 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 c'è anche questo che avviene. E proprio questo signore che è venuto l'altro giorno era molto, molto timido, imbarazzato nel chiedere, no? Perché tutti noi abbiamo il nostro orgoglio, abbiamo le nostre, insomma, mi sembra umanamente comprensibile. E quindi insomma diciamo che l'importante è comunque anche rivolgersi, si trova sempre qualcuno pronto a dare una mano. Si avvicina anche il Natale, voi insomma siete sempre attivi da questo punto di vista, state preparando insomma qualche momento speciale? Sì, 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 sì. Quest'anno riprenderemo con il pranzo natalizio, che non è proprio il giorno di Natale perché è il giorno di Natale la Caritas che effettua questa attività, quindi non ci vogliamo accavallare. Noi prima della pandemia lo facevamo il 6 di gennaio e quest'anno riprenderemo il 6 di gennaio presso la mensa del villaggio del Fanciullo. Offriremo un pasto a tutti coloro che noi aiutiamo e supportiamo. Contiamo circa dalle 250 persone, 300 persone che parteciperanno a questo pranzo. Per quanto riguarda invece la situazione di chi non ha un tetto, insomma magari sono poche le persone, insomma c'è anche la locanda a cui ci si può appoggiare, ecco qual è la situazione? Ma, a noi adesso risultano circa una quindicina di persone che dormono alla ghiaccio. Noi facciamo quello che riusciamo a fare, cioè quello che è nelle nostre possibilità. Gli diamo un pasto caldo, gli diamo dei sacchi a pelo, gli diamo indumenti perché molto spesso hanno necessità anche di scarpe, di giacconi, coperte, quello che riusciamo a fornirgli. Chiaramente la necessità impellente è quella di avere un tetto dove dormire al riparo, perché insomma le temperature sono rigide, poi se capitano delle giornate come è avvenuto ieri o l'altro ieri dove piove moltissimo, insomma dormire al freddo completamente bagnati non è simpatico, insomma. Ecco, avete attivato anche un piano freddo insieme in collaborazione con il comune, insomma questo è naturalmente magari per altre situazioni, ma insomma so che collaborate anche con l'amministrazione. Sì, sì, certo, noi sia per l'emergenza caldo che per l'emergenza freddo collaboriamo con le altre associazioni e con l'amministrazione comunale, con i servizi sociali. Siamo in rete e lavoriamo molto bene, solo che ci sono alcuni aspetti che non vengono presi in considerazione, diciamo così. Quali sarebbero? Beh, cioè, probabilmente non si affronta il problema anche di queste persone che dormono alla ghiaccio, andrebbe affrontato, perché io ritengo che siamo fortunati, no? Perché non è successo nulla sino adesso, mi auguro che non succederà nulla, però se dovesse succedere qualcosa, insomma, io personalmente faccio quello che posso, però mi porrei qualche domanda, no? Si era parlato di dormitorio, insomma ci avevate provato insomma qualche anno fa, poi insomma vi eravate scontrati un po' con la politica locale, non se n'è fatto niente. È un'idea che può ritornare o non ci sono le condizioni? Ma chiaramente non partirà da noi perché non vogliamo ricreare la situazione di qualche anno fa. Se l'amministrazione comunale volesse trovare una soluzione a favore di queste persone, noi siamo qua disponibili a dare una mano a supportare, anche soltanto per il periodo invernale, insomma, non lo so, comunque sono valutazioni politiche che non voglio più riprendere questo discorso, le lascio a chi di competenza, noi facciamo soltanto valutazioni e comportamenti in linea con quelli che sono i nostri principi di Croce Rossa.
Sì, insomma, intanto l'appello, insomma, il problema è stato sollevato. Grazie, ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare dell'attività della Croce Rossa di Pordenone tra poco. Seconda parte di screenshot ancora dalla sede della Croce Rossa di Pordenone in compagnia del presidente Giovanni Antonaglia. Sul fronte del Covid, cambiando argomento, siete ancora impegnati in qualche modo, insomma, perché noi dobbiamo non dimenticarci del fatto che insomma il virus sta ancora circolando, anche se sta facendo fortunatamente meno danni che in passato, però insomma su questo fronte qual è il vostro impegno attuale? Noi siamo partiti all'inizio di ottobre su richiesta dell'azienda sanitaria, abbiamo fatto una convenzione, abbiamo attivato un hub vaccinale presso l'oratorio della parrocchia Santo Dorico qui in Viale della Libertà a Pordenone, dove inizialmente era aperto soltanto il giovedì pomeriggio, il venerdì pomeriggio, il sabato tutto il giorno. Adesso abbiamo ridotto, apriamo soltanto, perché i numeri chiaramente si sono assottigliati, apriamo il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Dovremo andare avanti per tutto il mese di dicembre e abbiamo vaccinato quarte dosi, quinte dosi, qualcuno anche terza dose ma poco. Abbiamo vaccinato circa un 8.000 persone e da circa 2 settimane siamo partiti anche a fare il vaccino abbinato, cioè sia l'anti-Covid che il vaccino Covid che anche il vaccino anti-influenzale. Per cui anche lì abbiamo delle persone che vengono e si effettuano sia l'uno che l'altro. Possiamo farlo solo contestualmente, non possiamo fare anti-influenzale o Covid, o entrambi o soltanto Covid. Visto che siamo alla fine dell'anno, occasione anche per fare un po' il bilancio di quella che è stata quest'annata in Croce Rossa, insomma, con le tante attività che avete fatto, insomma, riusciamo a tirare un po' le somme. Le attività, chiaramente il sociale è sempre stato attivo tutto l'anno, ma tutti i settori sono stati attivi. Quella che risalta maggiormente è che noi da novembre, dicembre, fine novembre, inizio dicembre dello scorso anno abbiamo attivato l'hub vaccinale presso la ex Seleco e lì parliamo di numeri importanti perché abbiamo aperto tutti i giorni per fare la terza dose, prima, seconda dose, tutto quello che era necessario e quindi diciamo che abbiamo vaccinato circa, adesso vado un po' a memoria, forse 80-90 mila persone, per cui sono numeri veramente molto molto importanti. Questo impegno ce lo siamo portati avanti sino a maggio, poi c'è stata l'interruzione e poi siamo ripartiti a ottobre con la necessità di fare le quarte dosi. E questo è stato l'impegno, ma devo dire che anche nel periodo estivo sono aumentate in maniera esponenziale le richieste di assistenza sanitaria. Purtroppo non siamo riusciti a soddisfarle tutte perché la gente aveva voglia di riprendere la normalità, la vita normale, per cui sono state organizzate sagre, manifestazioni e tutte queste attività chiaramente richiedono un'assistenza sanitaria e lo fanno qui alla Croce Rossa. Queste sono le attività. Poi da quest'anno abbiamo ripreso anche a fare l'assistenza al Pordenone Calcio che continua ancora a giocare a Lignano, per cui diciamo che quando gioca in casa ci vedono impegnati dai 15 ai 18 volontari, un impegno senza contare tutte le altre società sportive di pallavolo e anche di calcio giovanile del Pordenone che ci richiedono appunto questi interventi di assistenza. E poi chiaramente abbiamo anche, continuiamo sempre l'attività di aggiornamento e di formazione dei nostri volontari, perché non dimentichiamoci che la preparazione del volontario è fondamentale anche nel campo dell'emergenza, quindi abbiamo sempre continuato a svolgere questo continuo aggiornamento, abbiamo partecipato anche all'alluvione nelle Marche, abbiamo partecipato anche abbiamo fatto parte della colonna che è partita da Palmanova ed è andata al montaggio del campo profughi ucraini in Slovacchia, quindi lì abbiamo mandato dei nostri sanitari che provvedevano chiaramente al controllo sanitario del personale anche della protezione civile che lavorava per l'allestimento di questo campo.
Quindi sono state, diciamo, non ci siamo fatti mancare nulla. E, la Croce Rossa è sempre presente sul territorio, è a disposizione della comunità e di tutti quelli che ne hanno bisogno. Devo dire che come attività siamo cresciuti notevolmente nel fare le nostre attività, veramente abbiamo aumentato, abbiamo ripreso anche le attività con i giovani che durante la pandemia si erano un po' dissolti, no? Perché non potendo creare momenti di aggregazione chiaramente si erano un po' persi e hanno fatto delle attività in piazza di sensibilizzazione sulla violenza sulla donna ultimamente, hanno fatto anche delle presentazioni presso le nostre sedi territoriali e anche in piazza sul consumo dell'acqua. Quindi i giovani hanno ripreso la loro attività di sensibilizzazione della comunità, in modo particolare dei giovani. Un altro aspetto molto importante, siamo riusciti a iscriversi al servizio sociale, quindi il Ministero ci ha accreditato, quindi dal prossimo anno potremo utilizzare anche noi persone per il servizio sociale, e siamo riusciti anche ad avere contatti con un istituto, perché è da anni che il nostro regionale è stato Gorizia, il comitato di Gorizia che è partito per primo a livello nazionale, vengono illustrate, diciamo, viene illustrato quello che è il diritto internazionale umanitario, che è un diritto che fa parte del diritto internazionale, che si applica solo ed esclusivamente nei conflitti armati, niente di più attuale. Ma nelle scuole vengono appunto date queste nozioni, vengono fatte delle gare all'interno delle scuole, poi ogni provincia ha la sua classe, diciamo, che si aggiudica il primato, c'è una gara a livello regionale, dopodiché c'è una gara a livello nazionale, e tutte queste attività vengono spesate dal nostro nazionale, quindi la classe che si aggiudica questo risultato partecipa alla gara nazionale e è ospite del Comitato Nazionale per 2 o 3 giorni, laddove viene stabilita la sede per fare questa. E innanzitutto è una conoscenza che credo che sia opportuno che già i ragazzi abbiano da giovani, perché devono sapere, quando vedono in televisione alcune immagini, alcune cose che succedono in queste zone di conflitto, possano già avere un'idea e possano già dare un giudizio su quello che sta avvenendo. A proposito di conflitto, non avevamo toccato insomma il tema dei profughi ucraini qui sul territorio, insomma anche lì avete dato sicuramente una mano con la questura nell'accoglienza, insomma adesso li state seguendo in qualche modo o sono, diciamo, sistemati? No, noi abbiamo, diciamo, a febbraio-marzo, nel momento dell'emergenza, del clou, del primo esodo, il prefetto ci ha chiesto di controllare sotto l'aspetto sanitario queste persone mediante il tampone rapido. Noi abbiamo allestito, grazie anche alla collaborazione che abbiamo con la questura, abbiamo allestito un gazebo presso la questura dove sono stati controllati, sono stati effettuati i tamponi rapidi a tutte queste persone che arrivavano dall'Ucraina. Chiaramente la questura era il primo punto di passaggio, perché dovevano regolarizzare la loro posizione. Ma non è, nei confronti degli ucraini non abbiamo fatto solo questo, con il Teatro Verdi ad agosto abbiamo lanciato un progetto che è quello delle borse di studio per i giovani ucraini, e che diciamo che si è chiuso con la presentazione il 2 dicembre al Teatro Verdi di quello che abbiamo raccolto e di quello che vorremmo fare con queste somme. Abbiamo fatto delle borse di studio per ragazzi dai 16 ai 18 anni che vogliono iniziare un'attività formativa in campo musicale. Quindi noi sosteniamo queste spese, l'iscrizione presso un istituto di formazione musicale, per un massimo di 800 euro. E poi abbiamo anche istituito 2 borse di studio per ragazzi dai 19 ai 26 anni, sempre che sono qui in zona da noi, che vogliono proseguire la loro formazione in campo culturale, musicale, artistico, e quindi lì abbiamo stanziato 2 borse di studio da 2.500 euro.
Adesso sono aperte le presentazioni delle domande, delle richieste che scadranno il 31 di gennaio, poi dal 31 gennaio al 10 febbraio una commissione che sarà nominata da noi della Croce Rossa, commissione composta da personale qualificato in campo artistico e culturale, valuterà le richieste di queste borse di studio e quindi entro il 10 febbraio contiamo di pubblicare la graduatoria di queste borse di studio. Al momento abbiamo 8.000 euro, però abbiamo lasciato la possibilità sino al 31 gennaio di raccogliere altri fondi. Io mi auguro di raccogliere ancora qualcosina in modo tale che si possano aumentare anche queste borse di studio. Eh sì, anche questo è un bel modo per aiutare insomma, chi sta scappando e chi insomma, è reduce da questa situazione di conflitto. Grazie al Presidente Giovanni Antonaglia per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi e formulo a tutti quanti anche gli auguri di Natale perché ormai siamo in prossimità delle festività natalizie. E auguro un sereno Natale a tutti quanti, faccio i migliori auguri e speriamo che il 2023 ci porti in primis la conclusione di questo tremendo conflitto che si ripercuote in maniera tangibile anche su tutti quanti noi. Sì, allora tanti auguri anche a lei e a tutti i volontari della Croce Rossa di Pordenone della nostra regione. Finisce qui questa puntata di Screenshot, grazie per averci seguito, buona serata.